L'aspetto principale è la disponibilità e la gratuità che gli infermieri e i medici che abitano a Zero Branco o che lavorano a Zero Branco hanno dato, e quindi la possibilità a tutti i miei cittadini in età, diciamo così, scolastica, ma poi anche ad alcune famiglie, di poter fare il tampone comodamente qua senza dover andare in dogana o nel punto tamponi di Casier, che abbiamo visto nelle ore scorse è stato preso d'assalto a seguito anche delle quarantene numerosissime che interessano la provincia di Treviso. Testato nella sala consigliare di Zero Branco, presto potrebbe diventare un modello per l'intera Marca il sistema approntato da Comune e ULSS 2. Il principio di per sé è semplice: coinvolgere medici di base e operatori sanitari del posto in forma volontaria per monitorare gli alunni in quarantena, mettendo a disposizione spazi pubblici. Il modo migliore per evitare le lunghe file ai Covid Point e garantire la sicurezza della didattica. È un progetto che è stato anche presentato in conferenza di sindaci mercoledì scorso, per il quale insomma tutti i comuni hanno dato dichiarazione di interesse, quindi è, anche se vogliamo così, una piccola nota di merito per il riconoscimento per il lavoro soprattutto del dottor Roberto Rigoli. Rigoli, che con una task force di operatori sanitari ha testato gli studenti di 2 classi e relativi familiari, tamponi ma anche sensibilizzazione sui vaccini in età pediatrica, come racconta Salvatore Sportiello, medico di base proprio a Zero Branco. Cerchiamo di convincerli che non c'è nessuna paura, è quello di fidarsi soprattutto da un medico di base, che è un medico di famiglia, in cui viviamo nelle famiglie, più essere sicuri di un medico di base, non vedo il motivo. Tra gli operatori Roberta Granello, zerotina doc, infermiera in terapia intensiva a Treviso, dove ha appena smontato il turno di notte. Questo è il mio paese e sono proprio felice di poter contribuire alla lotta di questa pandemia, anche solo cercando di fare i tamponi ai bambini che devono rientrare a scuola e avere una vita sociale come deve essere per un bambino, tutto qua. Granello, che si rivolge a chi ancora nega e minimizza il virus e i suoi effetti. 2 anni in prima linea valgono più di 1000 fake news. Non ci sono parole, nel senso che mi piacerebbe portarli a vedere con i loro occhi quello che vedo io tutti i giorni. Forse in quel modo potrebbero rendersi conto che non è così, o meglio, è così per tante persone, ma per alcune diventa invece un virus davvero devastante che colpisce non solo i polmoni ma proprio tutti gli organi, tanto da metterli a rischio della propria vita.